Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Consolidare Confindustria Udine, dare il giusto peso e la giusta dignità alla manifattura del Friuli, migliorare produttività e competitività per affrontare le prossime sfide sono gli obiettivi di Gianpietro Benedetti, che si è candidato alla guida degli industriali friulani. Diversi temi nella bozza di programma: energia, logistica, scuola e ricerca, e sul PNRR dice vanno definiti macro progetti e regole di ingaggio per evitare di dover restituire i fondi all'Europa. L'obiettivo è quello di consolidare la Confindustria friulana, che in regione vanta una storia costruttiva, lavorando sulla sostanza. Non vedo difficoltà insormontabili per fare un reale gioco di squadra, facendo leva sulla maggioranza dei responsabili di industria, che sono positivi e propositivi. Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli di Butrio, spiega così la decisione di candidarsi alla guida di Confindustria Udine. Dobbiamo dare il giusto peso e la giusta dignità, prosegue, alla manifattura del Friuli, che rischiava di essere danneggiata o comunque non valorizzata a dovere da discussioni spiacevoli che non credo riflettano il pensiero generale degli associati. La discesa in campo di Benedetti non nasce semplicemente dalla necessità di evitare un eventuale commissariamento di Confindustria Udine, ma dalla volontà di forgiare una visione a medio termine che proietti l'associazione al 2025, tenendo conto anche dei nuovi possibili assetti della regione. Il prolungamento di 2 anni del mandato di Anna Mareschi Danieli, spiega Benedetti, non sarebbe stato sufficiente per il raggiungimento di questo obiettivo. Il presidente della Danieli parla di déjà vu rispetto all'impasse in cui si trova attualmente Confindustria Udine. Le difficoltà esistenti sono create da una piccola minoranza, afferma, la stessa che 4 anni fa ha generato le condizioni per la discesa in campo di Anna. Ma l'ingegnere rivolge subito lo sguardo al futuro. Dobbiamo consolidare Udine, dice, nella produzione di valore aggiunto. Attualmente il Friuli produce il 46% del PIL regionale. Se possibile, dobbiamo aumentare questa capacità. Esiste una bozza di programma da condividere con gli associati. Energia, logistica, scuola e ricerca, formazione continua e start-up sono solo alcuni dei punti definiti. Concordato il programma con la squadra, afferma Benedetti, anche in continuità con quanto fatto sino ad ora, lo valuteremo in regione ed eventualmente con Confindustria nazionale e con i ministeri competenti, perché su alcune sfide la pertinenza è ad un altro livello. Tra i temi oggetto di riflessione anche la mancanza di professionalità con cui il Paese e la Regione dovranno fare i conti nei prossimi anni. 3 milioni di lavoratori in meno a livello nazionale, che in proporzione diventano 60.000 in Friuli Venezia Giulia. Poi c'è l'affare PNRR. Vanno definiti macro progetti e regole di ingaggio, evidenzia il candidato presidente di Confindustria Udine, per evitare di fare investimenti, trovandosi poi a dover restituire i fondi all'Europa. Benedetti immagina per la presidente uscente Anna Mareschi Danieli il ruolo di vicario, cui affidare il compito di individuare figure cui delegare l'attuazione dei vari punti del programma, perché, conclude, questo è ambizioso e richiede un impegno quotidiano. Settimana che si preannuncia complessa, con una serie di manifestazioni programmate nei prossimi giorni a Trieste e a Udine. Torneranno in piazza domani, dopodomani e venerdì i movimenti No Green Pass in Friuli Venezia Giulia. Alle 9 del mattino di mercoledì alcuni lavoratori portuali si raduneranno ad Omio, a Trieste, per poi sfilare in corteo fino alla SIOT. La manifestazione per questioni di sicurezza sarà limitata a Via Flavia, con arrivo nel parcheggio della Risiera di San Sabba. La prefettura, le sigle sindacali e l'autorità portuale in ogni caso confermano che non è stata indetta nessuna giornata di sciopero e quindi i lavoratori che dovessero parteciparvi non avranno una copertura sindacali. A comunicare che ci sarà questo corteo è stato il coordinamento 15 ottobre sui loro canali social. Giovedì invece è previsto un corteo a Trieste con partenza dalle 17 da piazza San Giacomo e percorso che passerà per via Locchi e poi concludersi in piazza dell'Unità d'Italia. A organizzare il tutto il coordinamento No Green Pass, il movimento che ha organizzato tutti i cortei cittadini. Alle manifestazioni ha comunque aderito anche il coordinamento 15 ottobre. Venerdì è in programma anche una manifestazione a Udine alle ore 18, ma il programma è ancora in fase di definizione. Nuova udienza del processo a carico di Emanuela Petrillo, l'infermiera accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini in Friuli e Veneto. Dalle testimonianze è emerso un ritratto contraddittorio dell'imputata.
Paladina dei vaccini da una parte, finta vaccinatrice dall'altra, tanto che, dopo le sue iniezioni, i bambini non piangevano, nemmeno con i sieri che provocano dolore e di cui si lamentano persino gli adulti. È il ritratto contraddittorio di Emanuela Petrillo, emerso oggi dal processo in tribunale a Udine, che vede l'infermiera accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra Treviso, Udine e Codroipo. 9 le persone che si sono alternate sul banco dei testimoni. Le prime 2 hanno affermato che Petrillo si era mostrata con loro molto favorevole ai vaccini. Un medico certificatore ha raccontato che l'infermiera, ben preparata e abile nel convincere le famiglie a vaccinare i bambini, era diventata punto di riferimento per i genitori a Codroipo. Qualcuno, addirittura, aspettava che a somministrare il farmaco ai figli fosse proprio lei. Convinceva, ha affermato il sanitario, meglio di un medico. Opposto il tenore delle testimonianze di 2 colleghe di Treviso. Petrillo, hanno spiegato, vaccinava con una tecnica che non ha mai voluto insegnare nonostante le richieste. Stando al racconto, la siringa era sempre nascosta dalla mano, l'infermiera preparava l'iniezione di spalle e non voleva che nessuno toccasse il materiale per la preparazione del vaccino. Il suo contenitore dei rifiuti, poi, era sempre più pesante degli altri. Infine hanno testimoniato alcune sue compagne di scuola, che hanno dipinto l'imputata come sostenitrice dei vaccini e raccontato come la loro amica, trasferitasi dal Friuli nel Trevigiano nel 2016, si trovò fin da subito in un clima di ostilità, per lei incomprensibile. La prossima udienza, durante la quale saranno sentiti consulenti tecnici, è prevista per metà dicembre. Entra in un compro-oro col volto travisato e una pistola, minaccia il commesso, si fa consegnare soldi e preziosi. Successo a Trieste, sulle sue tracce i carabinieri. Rapina a mano armata poco prima della chiusura di un compro-oro a Trieste intorno alle 13 di oggi nella zona della stazione. Un malvivente con il volto travisato è entrato nel negozio della catena Nadia Oro in via Rittmeyer impugnando quella che pare essere una scacciacani. Ha minacciato l'addetto e si è fatto consegnare denaro in contante, oro e preziosi. Poi, senza violenza, il commesso è stato costretto a chiudersi all'interno di una stanza. Il rapinatore a quel punto è fuggito con il bottino, dileguandosi per le vie limitrofe. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile e della sezione operativa della compagnia di via Ermet, insieme successivamente al nucleo investigativo del comando provinciale del capoluogo Giuliano. La vittima della rapina non ha riportato lesioni e per lei non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. Ancora in corso di quantificazione il danno. Al momento della rapina nel negozio non c'erano clienti. Saranno visionate le immagini della videosorveglianza per cercare di ricostruire l'accaduto. Diversi rintracci di migranti nella notte tra Pozzuolo del Friuli, Udine e Castions di Strada. Sono una settantina, uno è stato portato in ospedale per lesioni alla testa, forse per una caduta. Di migranti sono stati rintracciati intorno alle 2 di oggi a Castions di Strada, all'altezza della rotonda del ristorante Napoleone, notati camminare a bordo strada al buio da diversi automobilisti. Numerose le chiamate al 112 sul posto, i carabinieri di Mortegliano e delle altre stazioni della compagnia di Latisana per l'identificazione e il successivo trasporto con le corriere alla ex caserma Cabarzerani di Udine, dove sono stati avviati a triage e quarantena. Si tratta di cittadini pakistani, afghani e del Bangladesh, tutti maggiorenni senza documenti, in buone condizioni di salute, eccetto uno che è stato accolto all'ospedale per lesioni alla testa, forse per una caduta accidentale. E nel pomeriggio di ieri invece in via Cividale a Udine i carabinieri hanno individuato un migrante che si è presentato di fatto in via Cividale, vicino all'ex caserma Cavarzerani, dove è poi stato accolto dopo aver richiesto asilo. E sempre ieri pomeriggio un under 18 si è presentato invece alle porte di una struttura per minori non accompagnati del capoluogo friulano, dove è stato accolto perché ha richiesto asilo. E infine un altro gruppo di 20 migranti è stato fermato questa mattina tra Pozzuolo del Friuli e Udine. Sono riprese questa mattina presto le ricerche di Franco Molaro, il 47enne di Sedegliano che è uscito da casa domenica e non ha fatto rientro. I familiari hanno dato l'allarme, si è attivata la macchina dei soccorsi, la sua auto è stata trovata vicino a una centralina idroelettrica a Coderno. Oggi in campo i vigili del fuoco di Udine, Belluno con i cinofoli, Venezia con l'elicottero del nucleo volo e Gorizia sul posto. Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile. La famiglia si appella a tutti coloro che possono averlo visto. È alto 1,80 m, pesa 76 kg, stempiato, porta con sé un borsello a tracolla nero, indossa scarpe chiare tipo ginniche. Chiunque abbia informazioni deve chiamare il 112.
morto con Covid. Un 56enne di Palazzolo dello Stella, deceduto in casa, è l'unica vittima del virus nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. 149 i nuovi casi. Tra quasi 4.300 tamponi molecolari e circa 23.700 test rapidi, 9 i casi tra i sanitari, 9 i pazienti di terapia intensiva, scendono a 50 quelli di altri reparti, oltre 1.300 le persone in isolamento. È stato presentato il bilancio dell'ultimo quinquennio della Camera di Commercio della Venezia Giulia, il primo dopo la fusione di Gorizia con Trieste. Nel capoluogo esontino il presidente Antonio Paoletti ha sottolineato i successi ottenuti, ponendo già degli obiettivi per il futuro a partire dall'università. È un bilancio positivo quello che emerge dai primi 5 anni di vita della Camera di Commercio della Venezia Giulia. I dati illustrati questa mattina dal presidente Antonio Paoletti a Gorizia indicano gli sforzi fatti dal 2016 ad oggi per rispondere alle diverse necessità del tessuto economico locale, a partire dai 24 milioni di euro stanziati dal Fondo Gorizia per imprese e realtà socio-economiche, focus anche sulle sfide del prossimo mandato in vista degli appuntamenti internazionali con Gorizia e Nova Gorizia 2025. Le mete salienti sono stati quella della fusione, appunto, poi siamo arrivati, abbiamo studiato i nostri progetti, ci ha beccato la pandemia che è stato un dramma importante e proprio lì si è vista che l'unione di due camere importanti abbiamo messo a disposizione parecchie risorse del nostro territorio per salvare le imprese, per cui abbiamo creato dei prodotti economici che sono state riconosciute dalla Banca d'Italia. Ma il malinumore grazie ai Green Pass è una montatura secondo me. Noi abbiamo circa il 90% di persone vaccinate, però non posso accettare che una minoranza blocchi l'economia di un paese e blocchi la libertà dei più che si sono vaccinati. Stiamo facendo un lavoro di programmazione importante, adesso partirà il Parco del Mare di Trieste, poi l'universitario per me è una cosa importante su Gorizia, cioè avere più giovani a Gorizia che vivano, che studiano, che creano quell'animazione economica in città. Gorizia ne ha fortemente bisogno. Ci spostiamo a Udine, dove è partito oggi in piazza Primo Maggio l'allestimento del Luna Park. Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, le giostre ritornano a rallegrare la città in occasione di Santa Caterina. Saranno aperte al pubblico dal 30 ottobre al 14 novembre. A Udine in piazza Primo Maggio ritornano le giostre. Nel 2020 il comune di Udine aveva deciso l'annullamento sia della fiera di Santa Caterina che del Luna Park, in seguito al parere contrario manifestato dal Dipartimento di Prevenzione per l'aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19. Oggi sono cominciati i lavori d'allestimento delle giostre che, collocate nelle ellisse della piazza, si fermeranno fino al 14 novembre. Quest'anno il numero è più limitato, si tratta di 31 giostre più di 7 banchi dolciumi, quindi un'attrazione che comunque verrà apprezzata, come dicevo, da tanti bambini, senza però creare grandi problemi dal punto di vista di parcheggi e traffico, quindi mi sembra una soluzione equilibrata e sempre con grande attenzione al rispetto delle regole, evitando gli assembramenti. Via le giostre arrivano le bancarelle. Tornano quest'anno la fiera di Santa Caterina, anche questo è un evento che l'anno scorso a causa Covid è saltato, invece quest'anno sarà un'occasione per destreggiarsi fra le tante bancarelle, fare acquisti e fare un po' di socialità. Rimaniamo a Udine perché dal prossimo mese riaprono i termini per iscrivere i bimbi ai nidi d'infanzia per dare una risposta ai genitori rimasti esclusi dalle graduatorie tardive che erano state chiuse il 30 settembre. Il comune di Udine riapre i termini per le iscrizioni ai nidi d'infanzia per le sezioni dei medio, sia per i bambini tra i 13 e i 23 mesi e i grandi fra i 24 e i 36 mesi. Le graduatorie tardive erano state chiuse il 30 settembre. Era già esaurita la graduatoria ordinaria, quindi si è riaperta. L'abbiamo anche potuta riaprire, fra l'altro, perché è stato convenzionato un nuovo nido, la casetta colori. La Giunta ha anche approvato la convenzione tra Comune e Università di Udine per il finanziamento di una borsa per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in scienze dell'ingegneria energetica e ambientale. Questo posto per un dottorato di ricerca verrà finanziato con i fondi dell'Ascito Fior Benvenuti. Potranno fare la domanda studenti universitari nati e domiciliati nella provincia di Udine
con condizioni economiche di un certo disagio. Infatti è stabilito anche che l'ISEE familiare debba essere inferiore ai 24.000 euro. Si terrà il prossimo 5 novembre la terza conferenza regionale sulla lingua friulana organizzata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dall'Arlef, un vertice importante su quanto è stato fatto e quanto resta ancora da fare per valorizzare e tutelare la Marilenghe. Un tagliando dell'auto che serve a mettere a punto il motore e a fare più chilometri. Così viene definita la terza conferenza regionale sulla lingua friulana, in programma il prossimo 5 novembre all'Auditorium Comelli di Udine. Un momento di analisi sul presente e sul futuro del friulano, utile anche a raccogliere spunti e proposte. È sicuramente una tappa fondamentale per la legislatura. La conferenza regionale è sì prevista per legge, ma se la legge l'ha prevista c'è un motivo ben preciso. C'è la necessità di fare un tagliando, una sorta di tagliando su quanto è stato fatto rispetto allo sviluppo e all'implementazione della lingua friulana sul territorio e quanto bisognerà fare. La conferenza serve per tracciare nuovi percorsi di una storia identitaria già molto affermata e riconosciuta dalla nostra comunità. Cioè la comunità si basa su solide basi, che quelle del friulano proprio, ma il friulano va ripensato e rilanciato verso il futuro, quindi verso le nuove generazioni, ma anche verso i nuovi metodi sociali, il nuovo modo del lavoro, dello spettacolo, cioè va in qualche modo rinnovato e ringiovanito per mantenerla sempre al centro di quella che è la base della nostra comunità e specialmente della specialità di questa regione. La lingua friulana è un unicum nella Mitteleuropa e chiaramente apre le porte a tutto quello il mondo, che è un mondo germanofono ma anche insomma slovenofono, e quindi è importante che venga utilizzato e che venga anche utilizzato bene nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e, come si diceva prima, in tutte quelle occasioni in cui si può dare un'ufficialità alla nostra lingua madre. Udine punta sulla cartellonistica bilingue, di concerto con l'Arlef in programma l'incremento della segnaletica stradale e la sostituzione di quelle attuali. In arrivo a Udine nuovi cartelli per la toponomastica. Lo scopo è di valorizzare la città, fulcro di una regione caratterizzata dal bilinguismo. Con l'Arlef abbiamo partecipato a un bando per poter avere un finanziamento di massimo 50.000 euro, di cui 70% regionali e 30% il Comune di Udine, per sostituire, inserire tutta una serie di tabellonistica stradale, bilingue, italiano e in lingua friulana, sulle varie parti della città, di cui una ventina sono i grandi, diciamo, le grandi strutture, quelle che danno delle segnaletiche all'inizio, per esempio dell'entrata in città, nei punti principali e anche nelle parti di svincoli più importanti. Poi ci sono 300, diciamo, direzionali. Vuol dire quelle orizzontali che segnano praticamente i vari posti, le varie località, i parchi, e poi 50 quelli marroni turistici che sono necessari per dare anche una impronta identitaria, se così vogliamo chiamare, del nostro Udine, insomma. Valorizzare il patrimonio rurale cittadino inutilizzato è quanto si prefigge la Giunta Comunale di Udine, che ha approvato le linee guida di un bando pubblico destinato ai possessori di edifici rustici. La Giunta Comunale di Udine ha approvato una delibera che contiene le linee guida per la pubblicazione di un bando per raccogliere le manifestazioni di interesse dei cittadini che intendono aderire, ossia per sistemare gli edifici rustici non utilizzati in zona agricola. Andare a valorizzare il patrimonio che ha una destinazione di tipo rurale e quindi rincorrendo gli obiettivi anche del piano paesaggistico regionale, quindi la sostenibilità ambientale e no consumo di suolo nuovo. Noi abbiamo come ufficio urbanistica fatto un censimento per i tipi di edifici, quindi penso a vecchi siccatoi, stalle o annessi rustici, e abbiamo individuato oltre 670 di questi ambiti che potrebbero ricadere in questo bando, in questa manifestazione di interesse da parte dei cittadini.
Quindi ci auguriamo che l'adesione sia elevata, perché questo tipo di intervento da una parte va a salvaguardare il nostro patrimonio in termini di territorialità, appunto, oltre che di sostenibilità, e dall'altra promuovere anche uno sviluppo socio-economico, in modo che questi territori non rimangano abbandonati ma possono essere riutilizzati in termini di funzione. La cantante Annalisa Minetti, ceca dall'età di 20 anni, è stata protagonista di un incontro al Pala Gourmet di Pordenone realizzato in collaborazione con Ambrosetti, nel quale ha raccontato una platea di imprenditori il coraggio che ha messo nella sua vita per centrare gli obiettivi nonostante le difficoltà. Un esempio di coraggio, di caparbietà e voglia di non porsi limiti. Annalisa Minetti ha raccontato a una platea di imprenditori e non solo, oggi al Pala Gourmet di Pordenone, la sua capacità di andare sempre in fondo, nonostante la cecità l'abbia colpita a 20 anni. Si è però distinta nello spettacolo, 7ª Miss Italia, nella musica, vincendo il Festival di Sanremo, e nello sport, con una medaglia d'oro ai mondiali e una di bronzo alle Paralimpiadi. Il suo messaggio è quello di non mollare mai. Il messaggio da dare principale è che questa società è fondamentalmente estremamente disorientata, ma questo non vuol dire che dobbiamo subire il tempo, ma lo dobbiamo investire. La vita è un dono che abbiamo ricevuto tutti e vorrei che non venisse sprecato. A giocare un ruolo fondamentale è ed è stata la musica. Per quanto mi riguarda è una professione, è una grande passione, è stata in qualche modo anche una cura nei primi anni di adolescenza e lo è sicuramente per molti delle persone che ci ascoltano a casa, ma inevitabilmente la musica è un laboratorio pedagogico, quindi andrebbe sfruttato molto di più insieme al teatro, nelle scuole per esempio, insieme allo sport. Un evento organizzato in collaborazione tra Pala Gourmet e Ambrosetti. Questo tipo di incontri ne facciamo parecchi in Italia, stiamo ampliando la nostra presenza in Friuli Venezia Giulia ed è un grande piacere essere ospite qui di Pala Gourmet, a quale va il nostro ringraziamento per la collaborazione ed avere un personaggio veramente straordinario come Annalisa, che ho conosciuto ed è veramente straordinaria. Il valore dell'Accademia sta nel saper spaziare in diversi campi del sapere artistico, con un approccio fortemente moderno e orientato alle nuove tecnologie, un'impronta che ne ha favorito il confronto diretto con le aziende, con cui ha saputo intessere importanti collaborazioni a beneficio degli studenti e dei loro sbocchi professionali. Lo ha detto l'assessore regionale Barbara Zilli, intervenendo all'apertura del nuovo anno dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine. Con l'orazione del professor Demetrio Paparoni, critico d'arte, editore, curatore e saggista, è stato inaugurato l'anno accademico dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine, che in pochi anni ha saputo affermarsi tra le istituzioni di riferimento in Friuli Venezia Giulia per la formazione e l'alta cultura, offrendo al contempo concrete opportunità di lavoro e impiego in campo artistico. La struttura, presieduta da Michele Floritte e diretta da Fausto De Ganutti, è nata a Udine con lo scopo di offrire una nuova opportunità culturale rivolta alle discipline delle arti figurative, per una formazione di scuola superiore nel settore del design graphic, di architettura di interni e pittura. All'apertura del nuovo anno sono intervenuti anche gli assessori regionali Barbara Zilli e Graziano Pizzimenti. Direi un'eccellenza per questo territorio, perché oltre a stimolare le capacità dei nostri futuri artisti ha saputo stare al passo con i tempi, anche con un'impronta che è molto moderna, con le collaborazioni che l'Accademia ha saputo intessere in questi anni con le realtà produttive e del design, e non soltanto della nostra regione ma anche con spirito internazionale. L'Accademia è dotata di apparecchiature didattiche di ultima generazione e ha un gruppo di insegnanti altamente specializzati nell'ambito accademico ed artistico. Ad oggi sono attivi diplomi accademici di primo livello in graphic design per l'impresa, architettura di interni e design e pittura, nonché il diploma accademico di secondo livello in graphic design, ai quali si aggiunge il corso triennale in tatuaggio artistico. L'argento mondiale nel patinaggio a rotelle Mattia Qualizza ha ricevuto dalla sua Cividale il sigillo trecentesco della città. Solo pochi giorni fa in Paraguay Qualizza ha ottenuto 2 medaglie, bronzo di coppia e argento individuale. Pomeriggio speciale per Mattia Qualizza, che ha ricevuto nella sua Cividale del Friuli un riconoscimento da parte della cittadina. Bronzo ai campionati del mondo di pattinaggio artistico in Paraguay e argento nella specialità della solo dance, Mattia si è sempre allenato sul territorio cividalese, mostrando da subito un grande talento. Molto più di un campione, secondo la sindaca Bernardi, che lo definisce un ottimo esempio per i giovani. Tanti sacrifici, allenamento e passione sono la base della carriera sportiva di Mattia, che lo hanno portato fino alla competizione mondiale. Ricevere questo premio, questo riconoscimento sicuramente è fonte di grande onore e gratificazione, soprattutto perché
dà veramente molte emozioni, non soltanto per quello che sono riuscito a raggiungere come atleta, però è qualcosa che mi dà molto, soprattutto per quello che siamo come persone. Quindi sicuramente è stato un momento di condivisione con la città nella quale vivo e un momento di molto calore con delle persone che mi sono sempre state vicine, e quindi sicuramente è stato il coronamento e la fine di un percorso che non poteva finire meglio. Quindi veramente ringrazio di cuore tutti per questo momento speciale. Grazie mille. Un gesto simbolico, quello del comune cividalese, per incoraggiare giovani e sportivi a non mollare e a credere nei propri sogni. Grande festa a Buia per il ritorno a casa di Jonathan Milan, il ciclista, fresco oro, argento ai mondiali di Roubaix, Sport FVG. Questa sera sarà interamente dedicato alla sua festa, quindi subito dopo la pubblicità, appuntamento importante con Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.